Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Giovanni Aloisio di Misilmeri. Siamo nella provincia di Palermo, Don Carlo Misilmeri Nissa, è l'11ª giornata del girone A di eccellenza siciliana verso di lui Giuliano, ma la Nissa va a recuperare, a salire in fascia con Angelo Azzara. Gol bellissimo contro l'Akragas in Coppa, calcia 0 là fuori, Zummo in calcio d'angolo, prima occasione del match. C'è il calcio di punizione per il Misilmeri già battuto, Concialdi gira tutto verso Lucera, c'è il tiro di prima, pallone che finisce fuori, prima occasione anche per il Misilmeri con Raimondo Lucera. Pallone basso sul primo, tentativo di conquista di calcio di rigore, non c'è, e allora Lucera può andare, Misilmeri quasi in contropiede, si allarga Concialdi, lancio verso l'esterno, Concialdi la riceve in area, Concialdi guarda profondo, cross per Matera, c'è il controllo, il tiro, il gol, il vantaggio del Misilmeri con Federico Matera, 1-0 all'Aloisio, il controllo in piena area di rigore che ha battuto Chimenti, ha toccato sì il portiere della Nissa, ma non ha potuto fermare il pallone calciato da Matera, 1-0. Altro tiro dalla bandierina per il Misilmeri, battuto corto con Concialdi, il cross, pallone in mezzo, leva via Messina di testa, da fuori il tentativo di Cerniglia sul fondo. Di testa Lucero, pallone che si alza, Azzara, Di Biase, sempre Azzara, guarda la porta, poi non decide di calciare più, adesso sì è un cross in mezzo, colpo di testa, fuori, alla fine tentativo di Scribani. Romano regala a Morales, c'è però l'intervento di Frisella che può salire, aggancia di Matera, tanto sale Frisella, pallone per Concialdi dal limite, il tiro di Concialdi, magia di Piero Concialdi, il gol del 2-0 del Misilmeri, da fuori la conclusione di Concialdi. Giuliano in mezzo, occhio al colpo di testa di Mendola, finisce fuori. Concialdi, riparte il Misilmeri, testa bassa, poi allarga il pallone col sinistro, viene calciato da Mendola per il 3-0 del Misilmeri con Luigi Mendola. Si apre nel migliore dei modi la ripresa per la squadra di Utro, la rete di Mendola, 3-0. Il pallone è girato da Scribani, ancora Nissa, dal limite c'è il tiro deviato, pallone che finisce a Ortiz, adesso Morales evita una scivolata avversaria, ancora Morales, primo palo, non calcia, mette in mezzo e poi la risposta su San Martino. Un'altra soluzione larga dalle parti di Azzara. Il cross di Martorana, colpo di testa di Morales, poi la conclusione larga da parte di San Martino. Chimenti. Ortiz, sponda di San Martino, c'è il tiro di Scribani, la risposta con il piede di Zummo. Limite, ancora Secan prova a girarsi ma non ce la fa. Concialdi vede il movimento di Fricano, pallone in mezzo sull'esterno della rete. Nel frattempo è pronto ad entrare lo Gerfo, pallone in mezzo, esce Chimenti rischiando, facendo male quasi un avversario. Giù ci finisce Secan, c'è cartellino rosso. Calcio all'indietro, espulso Di Biase. Calcio d'angolo, Azzara, colpo di testa a levar via, poi il tentativo di Scribani da fuori. Concialdi lascia tutto a Pellegrino con il suo sinistro, la risposta di Chimenti. Concialdi a girare, Pellegrino può correre ancora, c'è il tiro di Pellegrino, stupendo Pellegrino, il supporto arriva anche dalla panchina per la Don Carlo Misilmeri, 4-0. Un poker che permette alla squadra di Utro di restare in seconda posizione alle spalle dell'Akragas.